comitato con i GSI. Salve a tutti, sono Daniela, portavoce del comitato Noi al progetto IGESI qua, che ha organizzato questo incontro assieme al comitato Noi Leonora. Annunciamo sicuramente della situazione generale della Sardegna, tutti voi sapete qualcosa o quasi tutto. Senz'altro quello che vi ha detto Vincenzo del progetto Sentieri, che prende in considerazione tutta l'Italia e quindi poi nella fattispecie la Sardegna in particolar modo, evidenzia in modo molto grave qual è la nostra situazione attuale. Sicuramente il Medio Campidano non è risparmiato, perché anzi è stata la zona più massacrata, o tra le più massacrate diciamo meglio, dato che intorno abbiamo Furtei, una miniera d'oro che oro ne ha portato poco e per gli altri. Abbiamo sicuramente nei dintorni le miniere del Cuspinese, che sono a cielo aperto tutte le scorie possibili e immaginabili, quindi polveri sottili che continuano a dare i loro effetti alla salute. E poi, non ultimo, sicuramente tutte le industrie del Villa Cidrese, che sono state dismesse, lasciate lì, chissà cosa tutto c'è sotto e sopra e di contorno. E naturalmente adesso questi nuovi progetti. Come avete visto c'è il Gesiliqua che riguarda la Geoenergy e la Saras, quindi sono sicuramente per gli idrocarburi e anche per il geotermico. E poi sono sbucati, perché è giusto dire sbucati dato che noi non veniamo informati correttamente se non all'ultimo momento, altri 7 progetti, quindi siamo a quota 9. Questi 7 progetti hanno i nomi dei nostri paesi, sono San Gavino, Villa Cidro, Sardara, insomma tutti i villasol possibili e immaginabili. Ognuno di questi contiene una miriade di paesi che sono sempre i nostri. Qualcuno di questi più volte cita lo stesso paese, tanto per rinfrancarsi e assicurarsi che in quel posto lo faranno. Se non riescono con un progetto ci provano con l'altro. Come ben hanno detto, tentano una volta, tentano 2, tentano 3 e poi ci riescono, se noi glielo lasciamo fare. Allora, la situazione della nostra zona è gravissima e questo io ve lo posso dimostrare adesso con delle analisi che vengono dai malati di SLA della nostra zona. Come ben sapete, la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa. È stato detto di tutto, che noi sardi abbiamo una genetica che ci fa propendere per questa malattia. Sono state dette le cose più improbabili sulla SLA, ma nessuno, o quasi nessuno, si è voluto prendere la briga di prendere e fare delle analisi su questi malati. Ora, quello che abbiamo ritrovato è sconcertante, sia perché è il malato di SLA ad avere queste quantità di sostanze nel corpo, sia perché sono malati della zona e quindi noi non siamo senz'altro esenti, e in secondo luogo perché comunque dimostrano che i tassi di inquinamento sono proprio quelli detti e rilevati dallo studio Sentieri, che è stato fatto non certo da degli organi di poco conto, ma dall'Istituto Superiore di Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con la Sapienza di Roma. Quindi diciamo fonti autorevoli. Allora, noi abbiamo fatto delle analisi con questa associazione di cui faccio parte di malati e sono state fatte queste analisi in maniera diciamo molto scientifica, nel senso che queste analisi sono state fatte con un metodo di chelazione, ovvero sono state fatte prima analisi sui metalli pesanti pre-chelazione, ovvero prima di mettere nel corpo di queste persone una sostanza tramite flebo che tende a portare via dagli organi interni, in qualche modo in circolo nuovamente, non via perché altrimenti significherebbe guarire dalla malattia ed è impossibile al momento almeno, li riporta in circolo e quindi si verifica un altro tasso di queste sostanze. Allora, ci sono una serie di analisi che io vi faccio vedere. Allora, questo è il test prima che vengano fatte le chelazioni, ovvero prima che venga utilizzata la sostanza tramite flebo che porterà via dagli organi interni ciò che si è bioaccumulato. Sono i metalli pesanti, ovvero cadmio, nickel, piombo, ferro, tutto quello che possiamo immaginare, cobalto, poi addirittura uranio. Comunque, quello che si vuole sottolineare è che già il tasso è molto alto prima che si faccia questa, diciamo, provocazione tramite chelazione. Il tasso che si ritrova dopo è dir poco spaventoso. Allora, quello che si può vedere qua, ad esempio, il tasso dell'alluminio. Il livello di riferimento è 25. Allora, il risultato è 1,5, quindi sembra tranquillo. Poi andiamo avanti, abbiamo tutta una serie di analisi, che ne so, quello del cadmio dovrebbe essere 0,8 e troviamo 1,2, già è superiore di qualcosa. Poi andiamo oltre, ne troviamo altri e questo è prima della chelazione. Poi guardate il grafico perché le linee sottolineano in maniera abbastanza evidente qual è il tasso che si trova in questo momento. Andando con questa stessa persona a vedere dopo, quando è stata fatta l'analisi
analisi di quando è stata fatta la chelazione, guardate l'alluminio, doveva essere 25, era non mi ricordo quanto, poco, presumibilmente, 176 o 170, non vedo bene, 170. Vabbè, guardate il cadmio 0,877, potete vedere il piombo, non ne parliamo, inferiore a 2,200 e così via, divertendoci proprio, tra virgolette, a guardare le linee, quanto proseguono e finiscono perché finisce il foglio, come dico sempre, perché altrimenti questa linea va al continuo, fa un bel giro, torna indietro, eccetera. Questo è uno dei pazienti, guardatene un altro, questo è prima, sempre bario, arsenico, alluminio e così via. Guardate dopo che cosa troviamo, tassi altissimi, vai ancora, c'è prima. Guardatevi il grafico che la dice lunga proprio di suo, ci sono già dei tassi altissimi, il dopo, questo è sempre il dopo della stessa persona di prima. Guardate qua, questa persona a che livello di alluminio si ritrova? 590, dovrebbe essere inferiore a 25, o comunque 25. Guardate che cosa c'è nel cadmio si ritrova, va bene, qualcosa di improponibile perché comunque dovrebbe essere 0,8, trova 27 e così via, piombo eccetera. Piombo cosa ci fa venire in mente? Sicuramente siamo invasi di metalli pesanti sotto tutti gli aspetti, le industrie che abbiamo intorno, sicuramente come dico io le ciminiere non tirano fuori i fiori, quindi qualcosa è stato fatto. Lo sappiamo tutti che cosa succede, inquiniamo e non bonifichiamo. Non noi, ma ovviamente le imprese di cui parlava bene anche il dottor Migaletto, che combinano il disastro e poi lasciano tutto così com'è. Basta vedere Fruttei, che cosa è successo là. Se vi recate adesso nella zona appunto di San Cumiani, dove c'è la diga che tutti conoscete, è uno sfacelo totale. Ci sono tutti i colori dell'arcobaleno, quelli peggiori, nei toni più scuri e veramente assurdi, e che tra l'altro stanno continuando a infiltrarsi nel terreno per bene, e questo lavorio continua giorno per giorno mentre noi continuiamo a vivere, a mangiarci le nostre verdure, a prendere tutto il resto. Questo è appunto il lago che hanno lasciato pieno di arsenico, perché era la sostanza utilizzata per trarre oro, l'oro, che è un gioco di parole, non il nostro, perché a noi non è rimasto in tasca niente, a Frutte men che mai, a parte un po' di disoccupati e un po' di preoccupazione in più. Allora, questo è soltanto un esempio per dirvi che cosa sta succedendo nella zona, ovvero è una situazione preoccupante. Quello che vi ha detto la dottoressa Dorsogna, replicato per bene anche il dottor Migaletto, è una situazione veramente devastante. Questa dei metalli pesanti non è una situazione che in tanti conoscono, perché queste analisi non tutti le hanno viste, e soltanto una persona a livello regionale, Claudia Zucchetto, se l'è presa in mano, la consigliera qual è, e ha fatto un'interrogazione, denotando che non è tanto preoccupante il fatto che trovi un metallo pesante nel tuo corpo, già quello non va bene per niente, ma che ne trovi tutta una serie e contemporaneamente nel tuo sistema. Ciò significa che c'è sicuramente un processo anche, si chiama biomagnificazione, ovvero quando c'è un sistema malato e per lungo tempo tu ingerisci queste sostanze avvelenate, diciamocelo chiaro com'è. Man mano si va per accumulo ed ecco qui il risultato qual è? Poi può produrre una malattia o un'altra, sicuramente non del bene, perché ci sono altissimi tassi in zona di malattie di tumore, di SLA, di sclerosi multipla. Per la SLA abbiamo proprio dei primati garantiti a livello italiano e anche europeo. Ve lo assicuro che per la piccola zona che siamo ce la combattiamo bene. Abbiamo tassi altissimi di tutto, persino malattie tiroidee, perché tra l'altro vengono prodotte anche delle disfunzioni a livello ormonale, che non sono da poco, dai metalli pesanti. Alcuni di questi producono aberrazioni nel DNA, rotture di filamenti, come fa il nickel, ad altissime quantità come quelle, il bario, il cromo, tutte quante producono qualcosa. Qualcuno, vi ripeto, ha trovato l'uranio. Ora, qualcuno di voi dirà, come è possibile in zona? A mio parere succede perché la Sardegna, e così come tutte le regioni italiane o tutto il nord del paese, come si suol dire, sono una cosa unica, ovvero se probabilmente un inquinante viene prodotto molto lontano da qua, è molto probabile che con il tempo, il vento e anche l'ingestione di alimenti che provengono dovunque, quando dicono agnello sardo, questo agnello sardo può essere sanurese ma anche quirrese, quindi chi me lo dice a me che magari non ho ingerito della carne avvelenata da quella zona, questa è un'ipotesi ovviamente, e via dicendo, tutto quello che può succedere potete immaginarlo, e questi sono i risultati. Li abbiamo trovati nei malati di SLA, ripeto, dell'associazione di cui faccio parte, ma sono sicura che se faccio io le stesse analisi che sono di Saluri potrei trovare qualcosa di molto simile. Al momento, per fortuna mia, non ho malattie di nessun genere, però mi faccio portavoce per chi la voce l'ha persa e stiamo attenti che questo può succedere. Non è una cosa così rara, ripeto, in zona abbiamo tassi di ogni genere. Tra l'altro abbiamo chiesto
medio campidano, cosa che non è stata mai fatta, inascoltata. Addirittura da poco ho letto dello studioso Gabino Fa che si è lamentato fino al punto di minacciare dimissioni perché questi registri tumori non vengono assolutamente messi alla luce, perché non vengono raccolti bene i dati o forse si ha paura di raccoglierli, perché magari c'è sempre il magnate della situazione che ovviamente calma le acque, perché è bene che non si sappia tutto in giro. Allora, quello che volevo anche ricordarvi è questo. Allora, faccio parte di questo comitato, sono stesso portavoce, abbiamo una pagina su Facebook, che è quella no al progetto Igesilico, abbiamo tantissime presenze, quindi significa che la gente perlomeno, che sia per il sì o per il no, vuole sapere. Quello che c'è da sapere, adesso l'avete saputo, ma vi dirò di più di quello che succede dalla parte di un comitato. C'è una convenzione che non so se molti di voi conoscono, che è la Convenzione di Aarhus della Comunità Europea, che garantisce il diritto di informazione e di partecipazione dei cittadini in materia ambientale. Questo significa che noi abbiamo il diritto non solo di informarci, che diventa anche un dovere, perché nel momento in cui tu prendi l'ambiente come un tuo diritto, a un certo punto diventa quasi un tuo dovere difenderlo. E invece no, lasciamo sempre tutto in mano agli altri, come se gli altri fossero la migliore soluzione a tutti i nostri problemi, e questo non avviene mai, o quasi, ripeto. Quei pochi che si interessano sono sempre delle voci solitarie, come può essere il caso di Claudia appunto per i metalli pesanti che vi ho citato prima, e tali rimangono, perché non c'è mai e poi mai un'istituzione a livello politico in grado di appoggiare e di mettere i nostri diritti alla salute, quelli che vi hanno appena dichiarato, a tutto quello che ci può piacere o non piacere in questa zona, non viene mai e poi mai messo in alto come una priorità. Ora in questa zona, se ci sono dati del genere, significa che la zona è abbastanza inquinata. Cosa serve una zona inquinata? Lo sanno anche gli asini. Serve la bonifica. Le bonifiche quali stanno facendo? Quanti di voi sono pronti a dire stanno bonificando la zona? Io so di no. Poi se qualcuno è pronto a dire di sì, lo dica. Sono state invitate tutte le amministrazioni di tutto il Medio Campidano, ho perso una marea di tempo tutti quanti, perso in senso lato, sia chiaro, a inviare una marea di mail, persino al Presidente della Sardegna. Non so se l'abbia ricevuta, non mi permetto di dire che l'abbia letta, non l'abbia... E qui no. E qui, che so, qualche altro politico, qualcuno della Saras, sono stati invitati? C'è quello della Saras? No, non c'è, ok. C'è? Lei della Saras? No, ma lei magari non è impiegato, parliamo di... C'è una persona, va già bene. Di tutti gli altri, Energy e compagnia, non c'è niente. Comunque, vabbè, l'importante è che ci siano almeno le presenze della gente, che già è un'ottima cosa potersi informare. In questo trattato viene detto, in particolar modo, nell'articolo 3,4, che le associazioni hanno, in particolar modo, dovrebbero essere supportate in particolar modo dalle amministrazioni, perché sono dei portavoci di pubblici interessi. Pubblico interesse può essere anche questo, il fatto che magari si voglia cercare di capire meglio una situazione. Il sì e il no poi spetterà a tutti vederlo, ma credo che abbiate sentito, se non siamo così sordi, abbiamo sentito che cosa tutto c'è dietro le trivellazioni, non mi sembra che sia così nascosto. Al di là di tutto questo non viene quasi mai garantito, nel senso quasi quasi sono da nascondere i comitati, perché il comitato quasi quasi è una voce fuori dal coro, è una voce che parla troppo. E questo perché succede? Perché la popolazione in qualche modo dorme. Cioè siamo tutti un po' lì che aspettiamo quella persona che sorga dalla propria sedia politica per dirci la sua, per risolvere il problema. Non è così, dobbiamo svegliarci tutti e cercare di capire che cosa vogliamo, vedere le situazioni reali quali sono, cercare di non nascondercele, vedere tutto quello che sta succedendo e avere il coraggio di mandarle avanti. Nel 1969 a Pratobello, cioè a Orgosolo, c'è stata una battaglia civile, una guerriglia civile, chiamiamola una cosa comunque pacifica e civile, dove si tentava di imporre il sistema esercito nella loro zona. Bene, a Pratobello si sono imposti la popolazione, poi ci potevano essere le amministrazioni o meno, comunque la popolazione di suo si è piazzata nei terreni che si volevano usurpare, perché si chiama usurpo a mio parere, e hanno impedito questa questione qua. Quindi tranquilli che lì l'esercito non si è piazzato, e si è piazzato più giù, dove sappiamo tutti. E quindi anche questo è da prendere in considerazione, cioè che le voci quando sono sole sono un conto, quando sono di tutti sono un altro, ed è bene che questo si capisca abbastanza in fretta, perché le cose qua avanzano. Da poco c'è stata la conferenza dei servizi dove si parlava di permesso di ricerca, ovviamente noi l'abbiamo saputo quando? Il giorno prima, quindi convenzione di Aarhus, ciao ciao, tirare la catenella e finisce via dove finisce un pezzo di carta.
cioè noi non siamo stati informati, ci siamo recati lì, abbiamo fatto sit-in, siamo riusciti a entrare sotto spinta dei comitati e non abbiamo neanche potuto parlare. Io comunque ho interagito con chi doveva interagire anche della Sara, se sono stati abbastanza gentili mi hanno dato delle risposte, a me non mi hanno convinto, ma comunque ognuno giustamente dice un po', tira questo mulino, dice un po' quello che vuole, è giusto anche così. Al di là di tutto, vi lascio adesso a Giuseppe Dettori, che è una persona che vi porterà qualcosa di molto concreto e di vivo. Lui sta in Emilia e sta lottando con le persone che hanno perso parecchie cose grazie, e diciamo grazie con le virgolette, alle trivellazioni. Adesso vi farà vedere lui un pochino di materiale e c'è veramente da riflettere, e riflettiamo non solo qui ma andando via da qua. Grazie.